Seconda corsa, premio Masuccia, corsa allievi. Cavalli a reclamare sono in 9, 1 Rogero P, Carmine Piscoglio, 2 Nobile di Poggio, Simone Mollo, 3 Veronese, Tommaso Gambino, 4 Tempesta Marca, Vincenzo Gallo, 5 Tyron Grad, Emanuele Masoero, 6 Polipo Jet, Carlo Massimo Palo, 7 Nodles BF, Giuseppe Ferrante, 8 Ursus TFT, Alexis Sanchez, 9 Pensiero Adri, Mauro Parussati. L'errore di Tempesta Mark. Veloce lungo la corda Rogero P. Veronese cerca di scavarsi posto secondo, ma c'è la gamba di Nobile di Poggio che alla fine rimane di trotto. Intanto vediamo il numero 5 di Tyron Grad che riesce a mettersi secondo davanti a Nodles BF, partito bene la seconda fila, poi lungo la corda Ursus TFT, 200 metri in 14,6, in vantaggio Rogero P, Carmine Piscoglio con bel lancio col numero 1 sono al comando, è rimasto di fuori scoperto Veronese che ora avanza al largo, va a affiancare il battistrada, seconda posizione alla corda per Tyron Grad, tanti 400 ma via in 37. La schiena di Veronese presa da Nobile di Poggio, poi vediamo al largo anche Polipo Jet, posizioni ormai assestate, con anche Tempesta Mark che cerca di tornare in gruppo e prende la quarta pariglia, in coda Pensiero Adri. 46,8 i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, 4 pariglie praticamente, con Veronese che accentua la pressione su Rogero P, 15,1 qui davanti alle tribune, con Tyron Grad in seconda posizione affiancato da Nobile di Poggio. Tanto Rogero P è sempre in vantaggio, Veronese a cui è venuta una corsa dura, scoperto all'esterno, chilometro che va via in 1,16,6, l'errore di Nobile di Poggio sulla curva, cerca ora di avanzare Ursus TFT ma trova l'anticipo di Nodles BF che esce dalla corda su Tyron Grad, intanto Veronese ora può prendere un po' fiato dietro a Rogero P che allunga, 14,6 la rotta di là, in vantaggio Rogero P davanti a Veronese, poi prova l'avanzata Ursus TFT al largo di Nodles BF, siamo a 200 metri dalla conclusione con ancora in vantaggio il figlio di Cherokee Chiefs che cerca l'allungo, Rogero P in vantaggio, ci riprova ancora uno stoico Veronese ma avanza anche Ursus TFT ultimi metri, ma Rogero P ha corsa vinta e passa primo sul traguardo davanti a un ottimo Veronese, terzo Ursus TFT davanti a Nodles BF, 1.15.3 la media al chilometro per Rogero P, Carmine Piscoglio, il training di Vito Denunzio, la vittoria, la 25esima in carriera per il figlio di Cherokee Chiefs col sempre valido Carmine Piscoglio, la quota in chiusura di 2,47, rivediamo la lotta per le piazze con Veronese ancora secondo nonostante il percorso esterno, mentre buon finale anche per Ursus TFT che fa suo il terzo posto davanti al numero 7 di Nulles BF.